È la seconda serata di degustazione che abbiamo fatto a luglio ed sono 2 serate che abbiamo voluto a tutti i costi riprendere dopo il forzato blocco, perché in realtà erano 2 serate programmate, una per marzo, una per aprile, in occasione del mese della donna, che poi ci accompagnava verso l'iniziativa che il Comune di Grado, qui abbiamo un rappresentante, poi magari ci ritorneremo su, aveva in programma per il mese delle donne, ed è il Festival dell'Isola delle Donne. Quindi le nostre iniziative si collocavano un po' in quel contesto. Dopo il lockdown ci ha fatto saltare tutti i programmi e abbiamo voluto a tutti i costi riprenderli alla riapertura delle attività, come segno anche di normalizzazione di quelle che sono anche le nostre iniziative, perché il nostro locale vuole essere sì un ristorante, una pizzeria che fa attività di ristorazione classica, però vogliamo anche continuare tutto quel percorso di incontri e di laboratori che in qualche modo ci hanno un po' contraddistinto in questi anni. A ognuno di queste proposte verrà abbinato un vino. Sul vino io non entrerò nel merito perché abbiamo un esperto che vi dirà perché è stato scelto quella tipologia di vino, e con l'occasione ringrazio anche Cantine, per me è Toblar, so che è specogna, però siccome noi abbiamo i vini Toblar, per me è Toblar. Ringrazio voi oggi, io devo ringraziare sicuramente tutti i partner che hanno lavorato con noi, perché c'è stato Eurobevande e di Eurobevande abbiamo avuto oggi Roberto, l'altra volta c'è stato Vincenzo che era il mastro birraio, il Molino Milocco che è il nostro punto di riferimento, l'altra volta c'erano anche le donne della birra presenti e oggi un saluto particolare anche a Federica Lauto, che è l'assessora alle pari opportunità del Comune di Grado. Devo dire che ho apprezzato moltissimo tutti i tuoi assaggi, i tuoi impasti, e credo che sia proprio una cosa tipica anche, se vogliamo, delle donne, no? Di reimpastare, di ricreare da quello che abbiamo qualcosa di nuovo. Grazie per avermi fatto assaggiare, anche se ero prima molto più sobria, tutti questi vini meravigliosi, e grazie della vostra partecipazione in questa bella serata. Grazie a te e grazie a tutti voi.